con Claudio Boaro per capire da lei, Boaro, un po' un'analisi di quello che è stata, no, questa tornata elettorale, ma lasciamo stare il discorso europeo perché riguarda poco voi, no? Guardiamo invece a livello locale. A livello locale ci sono stati dei clamorosi colpi di scena dove in certi comuni dove era dato vincente in un certo senso una vecchia area di centro-sinistra vince il centrodestra, dove era sicuro che vinceva il centrodestra invece ha vinto un centro-sinistra col centrodestra alternativo, via dicendo. Ecco, insomma, a livello locale i conti non tornano, se andiamo a guardare bene le cose, no? Spesso e volentieri si fanno i conti prima dell'oste, pensando che un simbolo trascini dietro tutto quello che c'è dietro in base alla votazione precedente, in questo caso le europee, ma non è così. Sui territori, nei comuni valgono le persone, lo dicono tutti, lo ripeto anch'io perché questa è la verità, e in particolare valgono le persone che già hanno dimostrato di fare qualcosa per le proprie comunità, indipendentemente dagli scudetti. È chiaro che in questa tornata elettorale nei comuni è valso molto anche il discorso delle UTI, che ha sconcassato nel vero senso della parola il territorio, e dove certi movimenti come il nostro, che sono trasversali, hanno scelto di non appoggiare un partito o di fare una propria lista, ma hanno scelto di dare una mano a chi a suo tempo ha dato una mano a quelli come noi che erano contrari a certi assembramenti dei comuni che hanno un po' distrutto le identità e anche le amministrazioni nel nostro territorio. Però in certi casi, in certi comuni, l'elettorato ha premiato proprio coloro che magari nella giunta precedente stavano nelle UTI. È vero, e qui bisogna chiedersi se a queste persone in alternativa nella proposta elettorale sono state proposte delle persone preparate a spiegare cosa aveva fatto la giunta Serracchiani a suo tempo. Perché se hanno preso il primo che passava per strada e l'hanno messo lì con poca esperienza, concordo. Il problema poi viene fuori. La competenza non è solo amministrativa, deve essere anche politica, c'è poco da fare. Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei alla fin fine, certo. Torna utile. Insomma, alla fine, per quanto riguarda i territori, qualcuno ha fatto troppo presto i conti senza l'oste, esatto, fidandosi, come ha detto lei giustamente, di utilizzare troppo il social e meno il porta a porta, tornare a fare politica tra la gente, e magari adesso qualcuno dice ho sbagliato e ho finito. Sì, è facile così, è no? troppo facile, magari poi abbandonano, assistono ai primi consigli comunali e poi non si presentano più. Sì, non è una bella situazione, dico la verità. Anche la Lega, molte persone all'interno della Lega, proprio del gruppo dirigente, hanno confuso le europee con i comuni, e la gente invece è molto attenta nel votare, ha dimostrato nelle varie epoche di saper cambiare facilmente in funzione a quello che succede. Salvini non viene a fare il sindaco nei nostri comuni, quindi ha premiato a livello europeo, poteva premiare a livello nazionale, ma nei comuni valgono i vostri concittadini, c'è poco da fare. Ecco perché noi abbiamo scelto, dove ci chiedevano i nostri, gli abbiamo dato l'orientamento, poi che facciano quello che vogliono, entrate nelle liste civiche, non dimenticate la nostra storia, che è quella di essersi messi di traverso a un tipo di accettazione dei profughi esasperata, alle UTI e a tante altre situazioni che non ci piacevano. Insomma, questa a mio avviso è coerenza, indipendentemente dalla sedia. Non si deve fare solo in cambio della sedia, non deve essere così. E non abbiamo chiesto in nessun posto, per l'aiuto dato, una sedia in cambio. Lo dico con soddisfazione, perché vale molto di più l'operare sul territorio, portare al cittadino la tua esperienza, ma anche l'informazione che spesso non ha, perché sappiamo tutti che al di fuori di questa televisione privata e poche altre situazioni giornalistiche, ti viene propinato in TV quello che vogliono. Non sempre la gente sa la realtà, non tutti sanno che il Friuli Venezia Giulia, qui parliamo di Friuli, è secondo solo alla Lombardia per i debiti accumulati con le partecipate. Nessuno lo dice. Abbiamo il triplo di debiti rispetto alla Sicilia. Questo non è voler parlare male del Friuli, vuol dire affrontare la realtà e correre ai ripari. E invito la Lega, adesso che amministra la regione, di pensare a queste cose, di vedere cosa si può cancellare in quelle situazioni che sono sempre in perdita, sono proprio dei tumori senza speranza nelle nostre comunità. Bisogna avere il coraggio. Adesso il caro amico Federica, che lo ritengo un amico,
ha già dimostrato di affrontare certe cose, spero che si continui così. Perfetto, io ringrazio Claudio Boaro, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto.